Allora si diceva con David, insomma, è mancata la fortuna, non l'impegno sicuramente stasera. Sì, forse abbiamo fatto un inizio al primo tempo non, non al 100%, si potrebbe dire, perché i due gol che hanno fatto loro sono su situazioni che cerchiamo di lavorare tanto, difensive, quindi forse abbiamo aiutato un po' lì a che loro siano avanti dei due gol, ma dopo ci abbiamo provato. Questa sera volevamo riuscire a tirare molto di più, a essere molto più cattivi, che era una cosa che nella trasferta contro il Bassano non siamo riusciti, quello l'abbiamo fatto, però mi spiace tanto perché abbiamo avuto tante occasioni di far gol e la palla non è entrata stasera, e oggi era una partita importante e quindi questo lascia un po' di rabbia, no? E beh, ci proveremo a lavorare, ci lavoriamo ogni settimana e ci seguiremo lavorando, perché sappiamo che non è una stagione facile, ma la squadra sono consapevole al 100% che ce l'ha, oggi lo abbiamo dimostrato e dobbiamo giocare così cattivi contro tutte le squadre, perché se lo facciamo qua in casa ci batteranno poche squadre. È stata una gara dove il Forte dei Marmi, a parte le due reti che come hai detto giustamente abbiamo lasciato due giocatori un po' in giro, ma nel secondo tempo veramente è proprio mancato un non nulla, però il mio timore, poi chiaramente tocca a te dirlo, è che queste sconfitte lasciano il segno, cioè proprio a livello psicologico, perciò ci sarà da lavorare tanto anche sotto quell'aspetto. Sì, come ho detto, questa lascia qualcosina che ti fa arrabbiare quando arrivi tanto, quando ci provi, quando secondo me il secondo tempo l'abbiamo gestito molto meglio noi, siamo stati superiori, siamo stati con molto di più attaccanti con la palla e non riesci a fare dei gol che ti danno il pareggio, no? o la vittoria, perché non sarebbe stato per niente strano di vincere con un secondo tempo come quello che abbiamo fatto. Ti lascia arrabbiato. Sembra che ho voglia di essere al prossimo fine di settimana, perché una sconfitta così ti fa lavorare con fiducia nella settimana, ma sapendo che ti manca il pezzo più importante, che è fare che la pallina incrocia la riga del gol, e oggi ci è mancato tutto quello, perché abbiamo arrivato tanto. Bene, io ti ringrazio David, alla Grazie prossima. mille, grazie mille, Grazie di tutto. grazie a voi.